Buona giornata, bentrovati, eccoci ad un altro appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dello sport e allora è lunedì, apriamo una nuova settimana, c'è stato questo weekend ricchissimo di iniziative, ricchissimo di incontri, di battaglie sportive tra virgolette, quindi tra poco ve le racconteremo. Vi ricordo che tutti i nostri prodotti, tutte le nostre interviste, realizzazioni e chiacchiere le trovate sul www.venetoglobe.com in modalità on demand. Il tutto poi ogni sera in diretta alle 19:40 circa su Caffè TV24, il canale 95 di questa emittente denominata appunto l'emittente del Nord Italia, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere subito le principali notizie. Allora cominciamo dalla Formula 1 perché nel weekend si è corso a Montreal in Canada, la vittoria è andata a Hamilton che ha usufruito della penalizzazione di 5 secondi inflitta a Vettel che si è dovuto accontentare così del secondo posto. Il ferrarista, il tedesco, a fine gara non l'ha presa molto bene. Terzo si è classificato Leclerc, la Ferrari comunque ricordiamo che ha presentato ugualmente reclamo. Tennis adesso a Parigi con il Roland Garros che ha visto nel femminile la vittoria di Barty, 23 anni, ha avuto la meglio sulla Vondrousova. Nel maschile vittoria per la 12ª volta, pensate, di Rafa Nadal che in finale ha sconfitto il sorprendente austriaco Thiem. È iniziato il mondiale femminile di calcio con l'Italia che ieri ha battuto per 2-1 in rimonta l'Australia. Vince il Brasile 3-1 con Giamaica che sarà la squadra prossima avversaria delle azzurre. Da una nazionale all'altra, da quella femminile a quella maschile di calcio che ha vinto alla grande 3-0 contro la Grecia e ora si trova in vetta alla classifica del suo girone. Terza vittoria di fila senza subire reti e domani arriva l'incontro con la Bosnia. È una Bosnia leggermente in difficoltà, ha nuovamente perso. L'Under 20 maschile invece, sempre per quanto riguarda il calcio e gli azzurri in questo caso, gli azzurrini, domani sfideranno l'Ucraina dopo aver sconfitto il Mali ai rigori. La finale della National League ieri sera ha visto prevalere nella finalina terzo o quarto posto l'Inghilterra ai calci di rigore, mentre la finalissima ha visto brillare il Portogallo di CR7 di Ronaldo che ha vinto per 1-0 e così dopo la vittoria di 2 anni fa per quanto riguarda l'Europeo c'è questo successo per quanto riguarda il Portogallo di CR7 che vince questa prima edizione della National League. Complimenti. In A1 maschile, adesso lasciamo il calcio e passiamo al basket perché si fa seria la situazione, si fa seria la storia di finale per quanto riguarda Venezia, la Reyer Venezia e Sassari, quindi le due squadre si affronteranno in gara 1 che si gioca al Tagliercio di Mestre proprio questa sera. Sentiamo le parole di De Raffaele ai microfoni di Lega Basket Serie A. Difesa, power. Austin Daye completamente ritrovato, super positivo sia in attacco che in difesa e poi una panchina sempre pronta a ogni esigenza. Sì, credo che sia l'analisi perfetta perché la panchina stasera ha dato tanto, tanti punti, tanta presenza, credo che sia la nostra forza in questo momento. Abbiamo ritrovato proprio il gruppo coeso, unito, con tanta positività e questa finale è un premio per i giocatori, è un premio per il club, per i nostri tifosi. Per tutti, per la mia famiglia, perché comunque c'è dietro tanto lavoro. Sarà una finale secondo me anche spumeggiante, loro sono in un momento, sono 3 mesi che non perdono, credo che l'ultima l'abbiamo persa con noi, sarà difficilissima perché è una squadra in gas. Frecciatina, Pozze, la tirata. Certo, Siete compagni di crociato, ho scoperto siamo stasera. compagni di crociato, lui però era già bravo, io ero un po' meno.
Questo De Raffaele che trova anche il modo di scherzare e di ridere, insomma, ma questa sera sicuramente non si scherzerà più. In A2 di basket invece la TVB De Longhi Treviso, che è approdata in finale, vedrà la prima gara martedì, domani, al Palaverde. Al Palaverde c'è tutto pieno, c'è il sold out e la squadra è motivata e decisa a salire di categoria. Nazionale femminile di basket, ancora ultimissimi giorni di preparazione alla Ghirada, con l'Italia che poi andrà a giocarsi gli europei. Si giocherà dal 27 giugno al 7 luglio, affronteremo nell'ordine il 27 giugno l'esordio contro la Turchia, il giorno dopo l'Ungheria, il 30 giugno infine la Slovenia, in questo girone che semplice non è sicuramente. Ritorniamo al calcio, parliamo però di mercato, perché in questo periodo è impossibile non parlare di mercato, e c'è un uomo su tutti che tiene un po' bloccato il mercato italiano, in questo caso quello della Juventus, è lui, Sarri, che con i suoi procuratori stanno stringendo adesso con il Chelsea per avere libertà di azione. Intanto la Juventus si è mossa anche per Demiral del Sassuolo ed è spuntato il nome di Pogba. Per Pogba sarebbe un ritorno in maglia juventina. Il Milan invece conferma che Romagnoli non si muoverà, non si tocca. Il capitano, lo ha detto un altro mitico capitano, Maldini, che afferma che il giocatore Romagnoli è intoccabile. Per la figura del direttore sportivo al Milan svanisce forse il laziale Tare, perché Lotito non vuole lasciarselo scappare, e si parla di Carletto Osti, che guarda un po' è il direttore sportivo della Samp, agganciato a Giampaolo, che sarà il nuovo allenatore del Milan, oppure di Sartori e di Massara. Inter all'attacco sul mercato, c'è Icardi che in questo caso diventa un po' un problema per l'Inter, non tecnicamente, non calcisticamente, ma soprattutto per il fuori onda, diciamo così, per il fuori squadra. Icardi blocca le trattative e Lukaku resta in attesa. Poi ci sono anche voci su Nainggolan che potrebbe andarsene. Lui ha dichiarato: ma come, me ne vado dopo solo un anno? Non mi pare il caso. Andiamo a Roma per finire, perché la Roma cerca il regista, lo vuole il nuovo tecnico, che è naturalmente Fonseca. In Serie B ieri si è disputato questo spareggio che era stato definito dell'assurdo, quello tra Salernitana e Venezia. In ballo c'era la salvezza, dopo 1000 colpi di scena si è salvata la Salernitana, che batte ai rigori per 4-3 il Venezia di Serse Cosmi e del presidente Joe Tacopina, che già nella scorsa settimana si era fatto sentire, aveva tuonato contro la federazione italiana, contro questo calcio italiano secondo lui malato. Secondo me c'è sotto qualche cos'altro che chiaramente ha fatto arrabbiare Joe Tacopina, che ha minacciato di andarsene e di lasciare il Venezia. Che sia ancora una volta la questione dello stadio? Beh, lo sapremo al più presto. Finali playoff invece per quanto riguarda questa Serie C, che ha visto salire in Serie B il Pisa. Ieri a Trieste al Nereo Rocco 22.000 presenze, esaurito il Nereo Rocco dopo tanto tempo. La Triestina purtroppo non ce l'ha fatta ad accontentare i suoi tifosi che volevano il passaggio di categoria. Sarà per il prossimo anno, come sui social arrivano anche i saluti del Pordenone Calcio, che simpaticamente dice alla Triestina: vi aspettiamo il prossimo anno in Serie B. Intanto in Serie B sale il Pisa, che ieri vince al Nereo Rocco per l'appunto 3-1. Rimane da giocare una gara, quella tra Trapani e Piacenza, ma è inutile. Andiamo a parlare di volley, perché nel volley maschile vittoria e scudetto dell'Under 18 allenata dal tecnico Cappelletto. I veneti sul podio a fare bis, avevano vinto anche nel 2015. Festa completa per il miglior giocatore, che è risultato poi Alberto Pol. Complimenti a lui.
Ripartita la stagione agonistica del Benetton Rugby che alla Ghirada ha iniziato ad allenarsi dalla scorsa settimana. Le prime decisioni e conferme si sono avute soltanto per i permit, mancano diversi giocatori, oltre a quelli che rientreranno dalle ferie gli ultimi giorni, mancano soprattutto i mondiali, quelli che faranno il mondiale con la nazionale italiana. Marco Barbini era presente, invece ha iniziato regolarmente i suoi allenamenti, eccolo ai nostri microfoni, ha già lanciato alcune dritte che sono state riprese anche dalla stampa locale e non solo, insomma dice vogliamo fare bene ancora una volta anche quest'anno. Sentiamolo. E allora si continua ad allenarsi qui alla Ghirada, è iniziata la stagione? Sì, è iniziata, abbiamo già fatto qualche giorno di allenamento, siamo un po' pochi però con tanta voglia, ci sono tanti giovani, tanti permit e anche qualche ragazzo che è qui da un bel po' e quindi c'è entusiasmo che è quello che conta in questo periodo dove ci si allena principalmente o in palestra o nella parte atletica. Parlavamo anche con Pettinelli, questo proprio raggrupparsi, questi permiti importanti per trovare la coesione. Sì, abbiamo visto che l'anno scorso i permit sono stati fondamentali nel momento in cui c'erano le assegnazioni o comunque il turno di novembre. I permit hanno dato l'apporto che serviva, che ci ha portato comunque agli obiettivi che ci avevamo prefissati. Quindi averli subito qua all'inizio ci permette di creare una coesione che nell'arco dell'anno resterà e sicuramente darà i suoi frutti. Inutile dire che è stato un campionato memorabile, no? Anche personalmente per quanto ti riguarda. Sì, è stato un gran campionato, abbiamo raggiunto un obiettivo storico e anche personalmente sono stato contento di aver dato il mio contributo per questo obiettivo, però sappiamo quello che abbiamo fatto, però adesso parte una sfida completamente nuova. Abbiamo dimostrato di essere a livello, però vogliamo andare a prenderci quello a cui siamo arrivati così vicini l'anno scorso, quella semifinale che siamo arrivati così vicini. Sì, una semifinale che è sfuggita per poco con i poi, guardando poi com'è andata, no? Sì, di poco, però l'importante è sempre giocarsela secondo me, dopo l'occasione può non andare una volta, ma se siamo sempre là prima o poi arriverà, quindi bisogna essere sempre lì, dare sempre lavorare per arrivare e dopo giocarsela. Un po' di mare, un po' di montagna, prima delle amichevoli, però insomma poca roba. Sì dai, avremo un tempo però quest'anno è un po' più lunga perché col fatto che c'è il mondiale si trasla diciamo di un mese, quindi ci sarà più tempo di lavorare, più tempo per stare insieme, per costruire una bella squadra. Campionato Pro 14 tra l'altro che inizierà il 28 di settembre se non ricordo male, quindi ci sarà tutto il tempo per prepararsi, ci sarà una settimana a luglio, un paio di settimane ad agosto per le ferie, le ultime ferie dei Leoni e poi di nuovo in campo, vi dicevo, il 28 settembre l'inizio del Pro 14. Non ce l'hanno fatta invece i Leoncini, chiamiamoli così, Under 16 del Benetton che nella finale scudetto vedete, si sono arresi ai pari quota del Parma, che stanno festeggiando in questo caso, per 26-12. Niente male, insomma ci ritenteranno il prossimo anno, magari con un'altra categoria. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento sportivo, noi ci risentiamo domani, solita ora, soliti canali, naturalmente con voi, sempre con www.venetoglobe.com.